La lavorazione del laterizio è una delle più antiche attività umane. Le popolazioni primitive che abitavano le vallate e le regioni prossime alle foci dei fiumi non tardarono a riconoscere le speciali qualità di plasticità e di facile uso dell'argilla. Dal V IV millennio a.C. ci resta la documentazione della lavorazione del laterizio da parte di Caldei, Assiri-Babilonesi, Egiziani, Cretesi, Cinesi, Messicani, Peruviani, Kabili. Grande sviluppo ebbe tale attività presso i Greci e i Romani, secondo una tecnica sostanzialmente invariata fino al XIX e al XX secolo, quando fu introdotta la meccanizzazione nella lavorazione. Per ciò che riguarda Possagno, il fabbricar coppie e mattoni ha un'antica tradizione. Del resto le colline offrivano e offrono la possibilità di scavare un'ottima argilla. Nel 1695 il terremoto detto di Santa Costanza faceva crollare tutte le 6 fornaci esistenti a Possagno. La lavorazione continuò con il sistema antico fino a tutto il secolo XIX. Per quel che riguarda la cottura, ai primi del 1900 si costruirono le prime fornaci di tipo Hoffman a fuoco continuo, che sostituirono le precedenti a intermittenza. La modellazione a mano di coppie e mattoni continuò invece più o meno inalterata, come era stata per millenni fino agli anni 50. Attualmente è stato superato anche il sistema Hoffman. La meccanizzazione e la computerizzazione sono presenti in tutte le fasi della lavorazione nelle 8 fornaci attualmente presenti a Possagno. D'ora in poi si userà il dialetto di Possagno per spiegare le varie fasi della lavorazione dei laterizi, traendo lo spunto da una descrizione fatta nel 1970 da Angelo Zanesco dei Pierin, un vecchio fornaciaio nato nel 1898 e morto nel 1985. D'inverno, quando era da fare niente, i fornasier i cavai a terra con la baia, ia parado in fondo alla cava che arrivava agli AF. E dopo quei carrette con i cavalli, ia portare a rente a Fornès e i fe un bel monte e ad abbastare tutta una stagione. Convenia a primavera, ai primi di aprile, scominciava a far coppe quarei e ora bisognava apparecciare a Malta. Per fare a Malta, in dea sul monte de terra, i sapà dove a terra, argilla, che occorrea, e che voleva che gli appestasse ben fina, gli sapà con una sappa quadra, gli pescava coi piedi e gli springava con l'acqua finché si sgaiava tutta e avvenia ben trenda. Con la terra era venuta ben trenda, i fornasieri gli acciappava a baiot e gli attrea a muccio e gli fe un bel malton, gli slissava puito a speccio, che non che fosse grop, che se seccava col sol. Dal malton gli acciappava a baiot, gli cargava su a carriola e gli portava sul banco.
banca se doparà e carioe. E i ciapà sta malta e gli atrea solo al banca e i fea al suo malton. I fornasier, i coper, gli adoperà per far cop, quarei e tutto il resto. E il banca che vuoi cargarlo da Malta, ma bisogna mettere su anche il sabbion per insabionare i stamp, che non si attaccasse a crea. In Posagna, che era una terra buona, e si fia quasi tutti i cop, per guarei bastava anche la terra di campagna, che è in manco dedicata. Un buon coper e fea 500-600 copi in una mattina, e anche di più, e tanti altri in un dopo melodì, lavorando da mattina a sera, da Ave Maria che altra. E il Puirol mettea i copo sui terra, ma prima ancora, una volta tanti anni in drio, i copi li mettea direttamente sull'era, sul sabbione. Paradiso mi fatti vedere, quando ti vedo là in mezzo al mare mi fatti volare, quando ti vedo. Paradiso mi fatti vedere, quando ti vedo là in mezzo al mare mi fatti volare. Gliene resta pochi ormai coperde una volta in Posagna, e gli è vecchi, perché è più di 40 anni che non si lavora a mano. Adesso che macchine e computer, una fornace moderna al di un coia fa senza fatica più di 100.000 toc al dì. Cavalga via a Thacua ai Quarei. Metterli do sull'era e postarli prima di andare via. Per far cop si insabionava prima di tutto la chizoia, perché a crea non si petasse, e dopo che si è finita in sabionare, si ciappava un baiotto dal malton, si rodoiava a puito, si otrea entro in tia chizoia, si schinzava, si radava via la facqua e la terra in pi, e dopo si bagnava le mani sul conchet e si slissava e si lavava a puito. Cose io lavava puito fatta venire bel sliss, se ho passato sul fopel che le stampa che dà a forma. E a puirol al puirol a che dà una bella passata per sola e dai bande perché restasse bene. E il conchetto serviva anche per lavarsi le mani. Tanti anni in drio in Posagna, non che era i terin per mettere i copi, bisognava metterli do coppe e quarei sull'era, che l'era il cortio intorno alla fornesse. Ma prima gli ha tratto fuori il sabbion e gli ha spianato bene e non male.
Qua io devo fare un bel malton per fare i coppi davanti al piazzale del Tempio. E io lì sapuito il malton, che non si secca e che non fa emocui. Il Tempio de Possagna fa da sfondo alla manifestazione del 30 di agosto del 92. Quel dei coppe dei quarei era un lavoro da far dei sta da aprile fino a tutto settembre col sol che scioccava. E per quel che rente al banc gli metteva una frasca fatta di rame del castagner e così i copersti all'ombria. Con che era i terri, i copi metteva a seccare sull'era, ma che vuoi apparecciarla puito, battua che era, bisogna tirarla ben guaiva con reaol, che l'eco fa un restare senza dent. Che vuoi al manco 3D perché i cop se seccasse e destirai al sole. Cop e quarei cui era secchi, i fonasieri metteva sotto i porteghi, i cop in tassa e i quarei in muraf, finché era ora di coserli. Da San Michele in avanti, che è il 29 di settembre, noi fea piroba e disea. Da San Michele tu puoi piccare la chizoia e anche il zoppello. Tutti in dea messa in te accesa de Saroc, onde che viene una statua di San Michele e ringraziare il Signore. In questo tempo, i taccava il fuoco e i cosea la roba. Per impizzare il fuoco, gli ha sempre tenuto questa tradizione di chiamare un boccia che dea fuoco con la candela benedetta, perché tutto andasse pulito. E dopo veniva anche il prete a benedire. Il materiale io cosea in te fornesse del vecchio sistema, i fia 3-4 cotte in te nastaglione e i cosea pochi miliardi di roba. La prima fornesse nuova del sistema Hoffman gli ha mettuto su del Do, un'altra del 7, un'altra del 12. La spada sul falò. In Possagna si fa a cop, ma anche a quarei e quareon da mur, quadri da pavimento e tavee da soer. Per far quarei e roba quadra, si bagnava a stamp entro in tel conchetto dell'acqua, si insabionava puito perché la malta non si petasse, si metteva entro in tel stamp e il baiot de crea, si offracava entro e si radava ben con una stecca. E i bocci ciappava sto stamp e io portava via e io treadò per terra. I tirava su il stamp e il quarello restava per terra a seccarsi. Sul piazzale del Tempio i vecchi fornasieri avevano su tutti provare se era ancora buoni da far copo dopo tanti anni. Non è mia facile. È ben più facile fare roba quadra e ancora più facile stare a guardare come che fa tutti quanti. Ecco un vecchio fornasier che prova anche a far cop.
Chiroia che a mette do il cop sul sabbion e la opuise. Quello al boccia e le metudò il quareon, bisogna che il battesse e facete puito col stamp perché il quarel restasse buon da mettere sul muro. Brutta era per i fornasieri, che era il tempo da piova, bisognava correre in prestito su picop che si poteva e far brattare da finque che restava sull'era finché arrivava a quei coi carriole. I ciapasti copi portava sotto i portighi, ma se non gli era secchi che toccava metterli fuori un altro colpo e anche un altro do appena che tornava il sole. Sempre meglio derli da trar via perché se adetti pa o gli era diventati quaie. E adesso vi sono quei canti, la musica e i bai del gruppo folcloristico dei Possagnot. Tito ti tanto la gambetta, la garotta, la vigna che alla spanto tutto il bronzo. Lobo, singate. Tito ti tanto la gambetta, la garotta, la vigna che alla spanto tutto il bronzo.
nessuno aveva vista, soltanto suo papà. Nessuno aveva vista, nessuno aveva vista, soltanto suo papà. Nessuno aveva vista, soltanto suo papà. Che casca in terra non perde il suo colore, rosa che casca in terra non perde il suo colore, rosa che casca in terra non perde il suo colore, rosa che casca in terra non perde il suo colore, mi per un bacino non perderò l'amore. Per un bacino non perderò l'amore, per un bacino non perderò l'amore, Saninetta non perderò l'amore, per un bacino non perderò l'amore, Saninetta non perderò l'amore, oh Saninetta non perderò Mi che sono fiato un fornasiere a programma, la nostra mia sta buona a imparare tutto. Otteniano adesso vedrò fatta bene. L'avevo capito, bisogna che si cumbie qui in sto mondo, altrimenti gli farò spiegare. Un macchinista, un capotreno della stazione, vedesse un boia, vedesse un boia, e mi dà da intendere che l'è un tenente, che l'è un sergente, che l'è un foghista, un macchinista, un capotreno della stazione, vedesse un boia che spaia carbone. Senti le parole adesso. Ricordarsi di questa che è buona. E caffè col zucchero alla mattina, la polentina per desinare, piuttosto che maridarme, piuttosto che maridarme. E caffè col zucchero alla mattina, la polentina per desinare, piuttosto che maridarme, le passo piutare. Pronti per un'altra de buona, anche questa da ricordarsi. E la fa la bula, la mena il culo, ha le scarpe bianche col smarocchino, e invece le fioia, e invece le fioia. E la fa la bula,
la mena, il culo e le scarpe bianche e poi smarocchino. E il messer Fioia è un contadino. Guarda che figlio ancora! Della muletta, della paletta, il cao e salvatier. Signora Rosina, e la malatoni della piazzetta, della che conta, della muletta, della paletta, il cao e salvatier. Signora Rosina, si canta il caffè.